In questo particolare periodo dell'anno, in realtà, dopo la cadenza del solstizio d'inverno, ci sono una serie di ritualità legate proprio ad un alternarsi, no, di periodi di maggior fermento o di periodi particolarmente tranquilli. In questo particolare periodo dell'anno, invece, anche le piccole realtà locali si muovono e sentono un po' delle tradizioni. Nella nostra zona, nei giorni antecedenti al Natale, c'è ancora il rito della Chiarastella. Piccoli gruppi di persone, solitamente giovani e bambini, si vestono da Babbo Natale e si avvicinano, vanno nelle diverse famiglie dei nostri piccoli paesi ad augurare buone feste. Lo fanno accompagnandosi a strumenti musicali, preparando canzoni natalizie, aspettandosi in cambio che cosa? Sacchettini di dolciumi o solitamente delle offerte che saranno destinate magari a situazioni bisognose del nostro paese. Accanto a questo, però, durante il periodo delle festività natalizie, negli anni c'era l'abitudine di mangiar di magro. Che cosa si intendeva per mangiar di magro? Si intendeva alternare all'alimentazione classica quotidiana, che magari era preparata con piatti a base di carne, si preparava in occasione della vigilia di Natale, si preparavano dei piatti a base di pesce. Ovviamente nelle nostre zone c'era la preparazione dei bigoli con le sarde oppure la preparazione di un piatto a base di baccalà. Questo per quello che riguarda la tradizione locale. È una tradizione che si è un po' sviluppata in tutto il territorio nazionale. E voi che mi state seguendo, avete qualche altra tradizione che ci volete raccontare perché appartenete a qualche altra parte d'Italia?